del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Celebriamo la festa solenne degli Apostoli Pietro e Paolo e all'interno della celebrazione della Santa Eucaristia celebreremo anche il sacramento dell'ordine sacro nel grado del diaconato per il giovane fratello Alberto, che qui si presenta per ricevere la consacrazione. Affidandoci ai Santi Apostoli che oggi festeggiamo, iniziamo la Santa Eucaristia confessando i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
vedi i tuoi figli. Con la solennità di Santi Pietro e Paolo, fa che la tua Chiesa segua sempre l'insegnamento degli Apostoli, dai quali ha ricevuto il primo annunzio della fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, chiedi, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dai as dagli question. In che volte il re Erode al mette la griffe su qualchidun d'Aglesi e Parfiscaio, al copà la spada Iacon, fradi di Giovanni. Viodint che i giudeos eren contentons da robe, al decida di brincanti e pieri. Si era tai dis dal pan cence levan. Lo chiappà e lo mette in pereson, danlo di guardeà a 4 compagnie di 4 soldati da luna, con l'intento di menarlo denando al popolo subito passate Pasche. Ieri, all'iere dunque in pereson, biel che l'Aglesie non so stave di clamare Dio per lui. Giusto in che gnot che Erode stava per menarlo denando al popolo, Pieri al dormive guardeà di 2 soldati e peat con doppie chiadene e denande quarte gli sguaiti s'attignivin di voli la pereson. È vero che un agnolo dal Signor si presentà e un elù si sflammea per pereson. Al poca Pieri tal falanc lo disvea e dise: «Ieve su, spesè!» e gli schiadelli si colarono in des manos. I disegni da urlagno: «Mettiti la cengle e peiti i sandui», e al fasè così. I disè l'agno: «Involuciti te mantelline e anin da urmi». Pieri agli sì e i le da urmi, ma non si era chiamò noi in acquargiut che ieri ver c'è che stava succedendo mediante l'agno. Al crodeve di ve una visione. A passare la prima e la seconda guardie e arrivare alla quarta di fier che si va in città. La quarta si spalancà di bessole denanti loro. A saltare in fur e arrivare in fin da pi di una contrada e l'agno a col lo lasciò. Allora Pieri, tornante in sé, al disè: «Cum'uomo, o soi proprio sicuro che il Signore ha mandato il suo agnolo a deliberarmi des griffis di Erode e di tut c'è che smichiave il popolo dai giudeos».
seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo a tutte le genti e lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Verbum Domini. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? E risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? E rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché nella carne né il sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Verbum Domini.
di essere ordinato diacono Alberto Zania, della parrocchia di Santo Stefano Protomartire in Piano d'Arta, in servizio pastorale nella parrocchia di Santa Maria Assunta in Gemona del Friuli. Ecco. Reverendissimo Padre, Santa Madre Chiesa, chiede che questo nostro fratello sia ordinato diacono. Sei certo che ne sia degno? Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano, secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne è degno. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, noi scegliamo questo nostro fratello per l'ordine del diaconato. Care sorelle e fratelli, in questa solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo ordinerò tra poco diacono il giovane Alberto Zania, che è stato appena presentato dal Rettore e che davanti a tutti noi ha dichiarato adesso, ecco. È una grazia particolare per Alberto ricevere l'ordinazione diaconale sotto l'intercessione dei santi Pietro e Paolo, che invocheremo anche nelle litanie dei santi. In questi due apostoli Alberto ha il più alto esempio di cosa significhi diventare ministri di Cristo e della Chiesa, mediante il sacramento dell'ordine sacro. Ricevendo questo sacramento nel suo primo grado del diaconato, Alberto consacra per sempre tutta la sua persona e tutta la sua giovane vita a Gesù e alla Chiesa e alla sua missione. Una consacrazione totale e per sempre. Il segno interiore di questa consacrazione è il carattere che il sacramento dell'ordine sacro imprimerà in lui. Questo segno interiore, il carattere, indicherà per l'eternità che Alberto appartiene all'unico Signore Gesù e che è dedicato alla missione della Chiesa. E oltre al segno interiore del carattere, ci sarà anche un segno esteriore di consacrazione e sarà la promessa di celibato che Alberto farà al vescovo prima di essere ordinato. Vivere da diacono celibe e un domani, con la grazia di Dio, da sacerdote celibe, significherà per Alberto orientare tutti i propri affetti a Gesù e sacrificare la propria persona nell'amore alla Chiesa e ai fratelli, senza preferenze per una donna o per propri figli, ma casomai se una preferenza dovrà avere sarà per i più poveri da sé. Ecco la consacrazione di sé che Alberto farà e riceverà con l'ordine del diaconato. E nei santi apostoli Pietro e Paolo trova oggi proprio l'esempio da seguire per essere un diacono autentico, cioè un vero ministro della Chiesa. Nella seconda lettura
Abbiamo sentito cosa scrive Paolo, ormai vecchio e in carcere. Scrive all'Apostolo Timoteo il suo testamento dell'Apostolo, e dice: il Signore mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Da quando Gesù risorto si era impadronito della vita di San Paolo e l'aveva consacrato apostolo, Paolo era vissuto con un unico impegno nella sua vita. Possiamo dire un'unica passione: portare a compimento l'annuncio del Vangelo, perché potessero sentirlo tutti, e così avere la grazia di conoscere Gesù e di ricevere da Gesù speranza e salvezza. Questa è stata la sintesi della vita di Paolo, da quando aveva avuto un nuovo padrone, Gesù risorto. E non lo aveva fermato nessuna paura. Non si era fermato neanche quando doveva stare in mezzo a persecuzioni, come dice lui, come nella bocca del leone. La sua vita l'aveva messa in mano al Signore e, confidando solo nel Signore, lui aveva continuato con tutto se stesso ad annunciare il Vangelo, consacrato totalmente al Signore e all'annuncio del Vangelo. Se poi guardiamo Pietro, nell'episodio che abbiamo ascoltato nel Vangelo a Cesarea di Filippo, lì Pietro, a nome degli altri apostoli, risponde con entusiasmo alla domanda di Gesù, che chiede agli apostoli: ma voi, chi dite che io sia? E Pietro fa la sua professione di fede, cioè dichiara che ha incontrato colui che gli ha conquistato la vita e il cuore. Questa è la professione di fede di Pietro, dichiara che uno gli ha conquistato la vita, e questo uno è il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Da quando ha incontrato Gesù ed è stato chiamato da Lui, Pietro ha rinunciato ad essere padrone di se stesso. Ha rinunciato ad avere progetti propri, perché era ormai di Cristo e a Lui aveva consegnato se stesso. E quando Pietro fa la sua professione, dice: io sono per te Cristo, Figlio del Dio vivente. Allora Gesù gli indica cosa vuole da lui: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Dice: da te voglio che tu non abbia altro amore che la chiesa di Cristo, che tu non abbia altra preoccupazione che la fede dei tuoi fratelli da sostenere, mentre Pietro era continuamente sostenuto nella fede da Cristo stesso. Questi due grandi esempi di apostoli per Alberto, che fin da piccolo ha imparato anche lui a rispondere alla domanda di Gesù: tu chi dici che io sia per te? Chi sono per te? Ha imparata da piccolo la risposta, l'ha imparata in famiglia. Chi era Gesù per lui? L'ha imparata dall'insegnamento e dall'esempio di bravi sacerdoti che lo hanno guidato, e negli anni più recenti l'ha imparata nella formazione in seminario. Ha imparato a fare come Pietro la sua professione di fede: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, tu sei il centro
è il Signore della mia vita. Ed ora, con l'ordinazione diaconale, Gesù gli risponde, come ha risposto a Pietro: consegna a me definitivamente la tua vita, perché ne ho bisogno. Ne ho bisogno per la mia Chiesa, ne ho bisogno per la mia Chiesa che ho in me. Ho bisogno di chi annuncia il Vangelo, di chi offre ai fratelli la mia grazia mediante i sacramenti. Ho bisogno di chi porta la mia compassione ai poveri. E così oggi Gesù gli risponde consacrato per sempre a sé e alla Chiesa. Partecipiamo a questo incontro tra Gesù e il nostro giovane fratello Alberto con la nostra preghiera e lo affidiamo all'intercessione degli apostoli Pietro e Paolo, perché, come invocherò nella preghiera consacratoria, anche lui, con l'ordinazione sacra diaconale, sia riempito dello Spirito Santo che lo fortifichi con i 7 doni della sua grazia e così diventi immagine di Gesù, che venne non per essere servito, ma per servire. Grandi prospettive di vita per la potenza della consacrazione di Gesù e dello Spirito Santo. Preghiamolo, lo accompagniamo nella preghiera e in questa festa degli Apostoli allarghiamo la nostra preghiera anche a tutta la Chiesa di Cristo e in particolare al Santo Padre Benedetto XVI, che è il successore di Pietro e che sta veramente sostenendoci con la sua testimonianza e con la sua parola di fede. E infine, in questa celebrazione, non stanchiamoci di chiedere al padrone della messe che giungano altri giovani, chiamati come Alberto al ministero consacrato, diaconale e sacerdotale, perché la Chiesa di Udine ne ha bisogno. Figlio carissimo, prima di ricevere l'ordine del diaconato, devi manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumerne l'impegno. Vuoi essere consacrato al ministero della Chiesa per mezzo dell'imposizione delle mie mani con il dono dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi esercitare il ministero del diaconato con umiltà e carità, in aiuto dell'ordine sacerdotale, a servizio del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Vuoi, come dice l'Apostolo, custodire in una coscienza pura il mistero della fede, per annunziarla con le parole e le opere secondo il Vangelo e la tradizione della Chiesa? Sì, lo voglio. Tu che sei pronto a vivere il celibato, vuoi in segno della tua totale dedizione a Cristo Signore custodire per sempre questo impegno per il regno dei cieli a servizio di Dio e degli uomini? Sì, lo voglio. Vuoi custodire e alimentare il tuo stato di vita, nel tuo stato di vita, lo spirito di orazione e adempiere fedelmente l'impegno della liturgia delle ore, secondo la tua condizione, insieme col popolo di Dio, per la Chiesa e il mondo intero? Sì, lo voglio. Tu che sull'altare sarai messo a contatto con il corpo e il sangue di Cristo, vuoi conformare a Lui tutta la tua vita? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Prometti a me
e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre Onnipotente, perché conceda la sua benedizione a questo suo Figlio, che ha voluto chiamare all'ordine del diaconato. Sancte perpetua et felicitas, Sancte Vincenzi, Sancta Lucia, Sancta Agnes, Sancte Hilari, Sancti Ermagora et Fortunate, Sancti Hilari et Tatiane, Sancti Canzi, Canziani et Canzianilla, Sancti Felix et Fortunate, Sancte Crisogone, omnes sancti martires aquileienses, beate Michael Augustine Pro, omnes sancti martires, Sancte Pie Prime, Sancte Gregori,
Pauline, ora pro nobis. Sancte Alberte Magne, ora pro nobis. Beate Bertrande, ora pro nobis. Sancte Alfonse Maria de Liguori, ora pro nobis. Sancte Benedicte, ora pro nobis. Sancte Francisce, ora pro nobis. Sancte Dominice, ora pro nobis. Sancte Antoni de Padua, ora pro nobis. Sancte Toma de Aquino, ora pro nobis. Sancte Ignazio de Loyola, ora pro nobis. Sancte Francisce Xavier, ora pro nobis. Sancte Aloysis Crosoppi, ora pro nobis. Sancte Ioannes Maria Vianney, ora pro nobis. Sancte Joseph Benedicte Cottolengo, ora pro nobis. Sancte Efrem, ora pro nobis. Sancta Caterina Senensis, ora pro nobis. Santa Teresia Iesu, ora pro nobis. Omnes Sancti et Sancte Dei, ora pro nobis. Propitius est liberamus Domine, ab omni malo, liberamus Domine, ab omni peccato, liberamus Domine, a morte perpetua, liberamus Domine, per incarnationem tua, liberamus Domine, per mortem et resurrectionem tua, liberamus Domine, per effusionem Spiritus Sancti, liberamus Domine, peccatores, revocamus ut ecclesiam tuam sanctam regere et conservare digneris, ut Dominum Apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare digneris, ut hunc electum benedicere digneris, ut hunc electum benedicere et sanctificare digneris, ut hunc electum benedicere et sanctificare et consecrare digneris, ut cunctis populis pacem et veram concordia donare digneris, ut omnibus in tribulatione versantibus misericordiam tuam largiri digneris, ut nos met ipsos in tuo santo servizio confortare et conservare digneris, Iesu Fili Dei vivi,
Ascolta, o Padre, la nostra comune preghiera, accompagna con il tuo paterno aiuto la nostra azione sacerdotale e santifica con la tua benedizione questo tuo Figlio che noi confidiamo di poterti offrire per l'esercizio del sacro ministero nella Chiesa, per Cristo nostro Signore. Amen. Dio Onnipotente, sorgente di ogni grazia, dispensatore di ogni ordine e ministero, assistici con il tuo aiuto. Tu vivi in eterno e tutto disponi e rinnovi con la tua provvidenza di Padre. Per mezzo del Verbo, tuo Figlio, Gesù Cristo, nostro Signore, tua potenza e sapienza, compi nel tempo l'eterno disegno del tuo amore. Per opera dello Spirito Santo tu hai formato la Chiesa, corpo del Cristo, varia e molteplice nei suoi carismi, articolata e compatta nelle sue membra. Così hai disposto che mediante i 3 gradi del ministero da te istituito cresca e si edifichi il nuovo tempo, come in antico segliesti figli di Levi a servizio del tabernacolo santo. Agli inizi della tua Chiesa gli apostoli del tuo Figlio, guidati dallo Spirito Santo, scelsero 7 uomini stimati dal popolo come collaboratori nel ministero. Con la parola e con l'imposizione delle mani affidarono loro il servizio della carità, per potersi dedicare pienamente all'orazione e all'annunzio della parola. Ora, o Padre, ascolta la nostra preghiera, guarda con bontà questo tuo Figlio, che noi consacriamo come diacono, perché serva al tuo altare nella Santa Chiesa. Ti supplichiamo, o Signore, e fondi in Lui lo Spirito Santo, che lo fortifichi con i 7 doni della tua grazia, perché adempia fedelmente l'opera del ministero. Sia pieno di ogni virtù, sincero nella carità, premuroso verso i poveri e i deboli, umile nel suo servizio, retto e puro di cuore, vigilante e fedele nello spirito. L'esempio della sua vita generosa e casta sia un richiamo costante al Vangelo e susciti imitatori nel tuo popolo santo. Sostenuto dalla coscienza del bene compiuto, forte e perseverante nella fede, sia immagine del tuo Figlio, che non venne per essere servito, ma per servirti, e giunga con Lui alla gloria nel tuo regno. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
scambia l'abbraccio di pace con i diaconi presenti, cantiamo l'inno alla carità del Patriarca Paolino. Sull'esempio degli Apostoli e l'insegnamento degli Apostoli Pietro e Paolo facciamo la nostra professione di fede: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, da se stesso santo e per mezzo di Lui tutte le cose
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio è il vostro sacrificio. Sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dai tuoi mani questo sacrificio, alla lode e gloria del suo nome, e per i nostri di tutta la sua santa Chiesa. O Signore, la preghiera dei santi apostoli accompagni l'offerta che presentiamo al tuo altare e ci unisca intimamente a te nella celebrazione di questo sacrificio, espressione perfetta della nostra fede, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai voluto unire in gioiosa fraternità i due santi apostoli, Pietro, che per primo confessò la fede nel Cristo, Paolo, che illuminò le profondità del mistero, il pescatore di Galilea, che costituì la prima comunità con i giusti di Israele, il maestro e dottore che annunziò la salvezza a tutte le genti. Così con diversi doni hanno edificato l'unica Chiesa e associati nella venerazione del popolo cristiano condividono la stessa corona di gloria. E noi insieme agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua lode. fonte di ogni santità, santifica questi con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo Andrea Bruno e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati anche del nostro fratello Alberto, oggi ammesso all'ordine del diaconato. Rendilo vero imitatore di Cristo nel servizio del suo corpo che è la Chiesa. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, i Santi Pietro e Paolo, i Santi Martiri Ermacora e Fortunato e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E obbedienti a quanto Gesù ci ha insegnato e comandato, animati dal suo Santo Spirito, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali e concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua presenza, ma di soltanto una parola e io sarò salvo. Mentre ci accostiamo alla mensa eucaristica, acclamiamo al Signore con i canti che troviamo a pagina 28 e 29. corpo di Cristo, il 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 corpo di Cristo,
Preghiamo. Concedi, Signore, alla tua Chiesa, che hai nutrito la mensa eucaristica, di perseverare nella frazione del pane e nella dottrina degli Apostoli, per formare nel vincolo della tua carità un cuor solo e un'anima sola per Cristo nostro Signore. Amen. Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, al termine di questa Santa Messa, nella quale il Signore mi ha consacrato suo ministro nell'ordine del diaconato, desidero innanzitutto ringraziare Lui, Dio Onnipotente, per il dono della vocazione che ha fatto maturare in me e per avermi scelto nonostante le mie fragilità e le mie difficoltà. Un ringraziamento particolare a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Andrea Bruno Mazzucato per aver confermato la volontà di Dio nella mia vita e per avermi scelto e destinato come ministro per questa Santa Chiesa che è inutile. Ringrazio di cuore i miei genitori che mi hanno educato alla fede e hanno provveduto in ogni modo per starmi vicino ed aiutarmi nel cammino verso il presbiterato. E con essi ringrazio le mie sorelle, tutti i miei familiari, parenti e amici. Ringrazio il rettore del seminario e tutti gli educatori che mi hanno preparato con amore e serietà a ricevere il ministero dell'ordine sacro. E ringrazio di cuore tutti i reverendi presbiteri che mi sono vicini, soprattutto con la preghiera e con l'affetto fraterno. Un ringraziamento particolare va a tutti i confratelli diaconi, ai quali va la mia riconoscenza, la mia amicizia e la mia fratellanza. Ringrazio di cuore tutti i seminaristi per la loro amicizia e la loro vicinanza e tutti i ministranti per il loro prezioso servizio. Saluto e ringrazio le autorità civili che sono volute essere presenti oggi, in particolare i signori sindaci di Arpa Terme e di Gemona del Friuli. Un ringraziamento al coro, a tutti coloro che si sono adoperati per questa santa liturgia e agli scampanottadors che hanno suonato la stiampame da Madonna di Cischiel. Infine desidero ringraziare voi tutti per la vostra presenza e per l'affetto che mi dimostrate e vi chiedo un ricordo nella preghiera affinché possa essere sempre un umile servo della Chiesa fedele al Signore. Invito tutti al termine della Santa Messa nel seminario arcivescovile in via Lugheria 22 per un momento di festa e di convivialità. Grazie. Ci congediamo nella grazia che abbiamo ricevuto, che la porteremo con noi, con Alberto e tutti noi, con la benedizione del Signore che ci accompagna. Il Signore sia con voi. Dio che ti ha chiamato al servizio di Dio e degli uomini nella sua Chiesa, ti renda strumento della sua carità verso tutti, specialmente verso i poveri e i sofferenti. Amen. Egli che ti ha affidato il compito di predicare il Vangelo di Cristo, ti aiuti ad essere con tutta la tua vita autentico testimone della sua parola. Amen. Dio che per mezzo del suo Spirito ti ha costituito dispensatore dei suoi misteri, ti conceda di essere costruttori di verità e di pace, a imitazione di Gesù Cristo, suo Figlio. Amen. Su tutti voi che avete partecipato a questa santa liturgia, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Alberto, subito dopo l'ordinazione, intanto congratulazioni, ci si era al manco una tappa di un chiamin, no? Sì, con col diaconato si arriva a una tappa fondamentale dal percorso verso diventa predi, poi insomma, ecco. Allora la domanda è come? E come vedremo un po', che intanto per il momento sei in servizio a Glemone, e quindi insomma lì sabato e la domenica devono man per col plevan, insomma, con i predi scasson, e farai le prime robe che il diaconato mi permette, insomma, ecco. La sua comunità, che lui ha servito, ma anche là che le è nasciuta, erano presenti in domo per fare festa? Sì, erano che di d'arte, che di implan, dopo andare in diresiute. Che fieti fase? Le biele vio di là che ti conosce, anche che non ti conosca venga a partecipare e ha dimostrato la fieta e la preghiera, insomma, ecco, quindi è un bel momento di iglesia e di fede, insomma. La presenza che lui ha apprezzato? Che da me fa me e che dal mio paese, che di Glemone, insomma, che sono che io che conosce, con cui hai rapporti, insomma, ecco. Dopo, io ho avuto un nutrire schiri di Sindix, quindi insomma sono contento di che, ma insomma sì. Sono contento di tutti, per dire la verità, perché è venuto di anche tante inte, allora sì, non è sempre facile venire, ecco. Intanto dall'ordinazione, o pensi che passi in mente tutta la storia della propria vita? Sì, passi. Allora, è dei momenti quando tu pensi a noi, perché non tu arrivi, è momenti in cui tu dici, sì, all'arrivare già che momento e comodi si fa, insomma, ecco. In quale ordinazione presbiterale? Allora, seduto al vadretto vedresti il prossimo pan, seduto al vadretto, speriamo che il Spirito Santo illumini il vescovo, non dove me, quindi insomma, che si spesei, ecco, insomma, ma comunque. All'ordinazione di Tassio avevi domandato, c'è mu Don Carlo come interessa tutto questo? Allora come domandin, c'è mu Don Carlo come interessa questa ordinazione? Ma io pensi che se al foschi cumò, io penso che mi darei la mano, mi direi bravo, frutto, continuo là in così ecco, spieghiamoci la parentela con Don Carlo. Sì, Don Carlo era barbe di mio pare, quindi insomma, parentà, tutti in chiesa. Congratulazioni, si chiamò. Grazie. Non si fa, si festeggia. Come si fa di fiesta, io avrei di bevi in Timoar, che mangiare in Timoar, spero che avete mangiato la int, e dopo si va a liet che ha dei bisogni di quella, ecco. Grazie, congratulazioni. Grazie mille, Watrish, Mandi. Allora, Don Tarcisio, un'altra ordinazione sacerdotale per nostra forania. Sì, è un frutto che è di Don Carlo che sta qui, no? Bisnevò di Don Carlo, mi contava come il Muini di Chiabi che con che Don Carlo lo ha battiato, che sfrutta chi l'ha detto, che sta chi l'ha di là predi. È stato profeta, no? Giusto. È diciamo anche un momento storico per la nostra forania, no? Che Parains hanno avuto ordinazioni. Sì, io spero che il prossimo anno di vei due ordinazioni, speriamo, per la nostra forania, no? Non sto dismenteati di Tassio, mi raccomandi. Quindi se avete là tutto bene, la nostra forania non abbiamo le due ordinazioni. Contento? Insomma, si tacca. Poi tanto il vescovo gli manda di qualche respirare. Il vescovo però non gli manda a San Piero. Non hanno bisogno di chiarnieri di tanti predis. Che ascolti, Don Tarcisio, anche lui un commento insomma su questa ordinazione, che sul giovane che l'ha scelto. Sensati. Anche io avevo la stessa età, 23 anni, con che ho chiappato il diaconato. E voi, proprio voi, sono i 40 anni del mio diaconato. Anche io ho il 29 di giugno del 72, quindi voi sono 40 anni. Quindi congratulazioni. Allora chialavi che sfrutta dicevi, lui era un spilungone, ma io ero anche piccolo, timido, avevo 23 anni, ma chiala, si chiamò Canais, io no? E come è passato tanti anni. Congratulazioni anche a lui. Grazie. Allora, Sindic di Darte, intanto quali sono le emozioni dal princittadino di questo piccolo paese che ha scelto uno dei suoi figli, un figlio di Darte che diventa primo? Un'emozione grande, no? Perché non vorrei, come si dice, mescedare il sacro profano, però in questo caso è inevitabile, nel senso che riteniamo che un giovane che ha scelto la vita religiosa sia davvero una benedizione per un paese. Ha vinto benissimo, c'è carenze no? di plevans, di predis, per cui siamo orgogliosi e l'emozione è stata forte, al limite da commozione proprio, ecco.
e sei davvero contenti anche da generosità da famiglia, no? La famiglia che ha seguito questo giovane e lo ha sostenuto, aiutato, sapendo che massimo in chiarne, no? E la famiglia, un maschio, un figlio, maschio, lei ha di continuare la famiglia, ma in questo caso qui sono stati bravi a sostenere queste scelte, che è una scelta importante e l'hanno saputo sostenere. Ecco. La comunità, c'è molta mettuta nei confronti di questi giovani, di questi frutti? Ma io credo che infatti la corriera è piena, la comunità ha proprio condividuto queste giornate anche belle, no? Sicuramente. Io credo che siete anche loro tutti emozionati e lo hanno seguito anche passo a passo, no? Che giovani che hanno chiatato queste strade e naturalmente si augurano che vada davanti ben fino a una scelta definitiva. Ecco. Lui era in prima fila, no? Io di l'ordinazione. Sì. Puoi dire qual è stato il momento che secondo lui è stato più interessante o che l'ha colpito di più? Ma sicuramente che le litanie con che il giovane all'era distirate, che sicuramente meditava e anche lui con noi acclamava l'aiuto dai santi a sostenerlo. Questo è stato emozionante, ma emozionante un po' tutto veramente, perché partecipare con sentimento e mi pare che anche tutti così siete stati, abbiamo avuto queste sensazioni importanti. Grazie Cindy. No, grazie a voi e spero che di non dover arrivare, no, a scerare le nostre chiese che siete vocazioni e con predis come che Dio comanda. Ecco. Don Ivo De Reani, che è il plevan, il predi di d'arte, lui ha aiutato nasce e cresce questa vocazione. C'è molto da nessuno. Beh, nessuno da lui ha sempre avuto l'idea di diventare predi. Per cui nell'ambito della parrocchia era sempre manifestate queste intenzioni, la tengono sempre duro. Ecco, allora da plevan c'è consiglia a data che si giovani predi? Ognuno di noi ha la sua strada e la sua vita. L'importante è che fa le robe per bene e di essere contenti, di farle in maniera contenta. Contenti di questa scelta? Contenti di questa scelta, perché se non si è contenti di una scelta non si arriva ad ora di realizzarsi. Ascolta, in ta forania di San Piero in Chiarni e Paluce, a Ernans chi non avevi in vocazione, no? Come finalmente una dopo che di tassi? Sì, di tassi, però dopo le che dell'Alberto, il presente, e dopo sarà c'è che di lavorare. Però insomma, questa cosa un po' che torna a fare vivi questa radice, così. È difficile perché ha cambiato tutte le maniere di vivere, una maniera di impostare le robe, i sacrifici non le cassetti podindisi ciruta, anzi di una vita questa che l'ha perduta, insomma, sia nell'ambito delle famiglie, sia nell'ambito dei giovani. Per cui è difficile che le vocazioni attecchino. Alberto fin da piccolo voleva diventare prete? Sì, sempre voluto diventare prete. Quindi l'ha cominciato un po' so di lui? Sì, insomma, sono arrivato all'84, l'ho stato battiato dal suo zio vecchio, da Don Carlo, mi ricordo che l'ha battiato ad arte, no? Che erano insieme, per cui è sempre andato in davanti, insomma, bene. Lui l'ha aiutato in predispassato di lui, no? Pensi, ecco, qual è stato il momento più emozionante della celebrazione, secondo lui, di questa sera? Beh, di solito quando si stiri si abbassa, che si prende il silenzio e che si prende per lui, per il candidato. E che non il momento dall'imposizione delle mani? Dopo sono diverse le robe, dopo dipende dalla sensibilità di una persona, se non è che, ma di solito è che lei è che fa un po' più perché è un'altra posizione, mai una roba del genere, no? Allora, grazie Don Ivo e sono contento che insomma, come questo giovane predi che aveva fuori d'arte, aveva mandato un po' a Furlanie, non doveva mandare a Glemone. Non sai dove c'è destinazione che daranno. Non sai perché probabilmente non sai se non sareste in Chimo a
a Glemone ma comunque ha bisogno che vada in un ambiente, in un luogo elegante, che tanto spazio e che si fa sentire Però pochi. in che anni avresti bisogno di qualche giovane? C'è bisogno di tutti, da perdut, ma ormai. Grazie Monsignore. Sì. Cioè una volta tanno stava là di Ceroi, ieri in 12 predis, da partendo da Paolare fin su ad Arte, come se restasse un insomma e un rapid. Per cui Bisogna fare ha bisogno che le comunità, anche se accrodino in queste nostre religioni che sono fede, no, qualche luna si deve anche da fare. E tutti i anche incoraggiare, anche da banda dei preti, incoraggiare che le persone sono più sensibili. Quindi laicos più impegnato che sto domandando? Sì, impegnati a fare un servizio normale, come si fa un servizio così, cioè un servizio in cui che uno ha la passione, ha lo spazio, ma di che si lavora in collaborazione, insieme, allora logicamente che la comunità non va a piedi, sì. Ma se il predi va ad una banda di chiate non ha un gruppo quello a fare riferimento, non va in davanti con la faccenda. Bisogna che la comunità cristiana siate convinte di certe scelte, di certe robe, e le persone che lavorano bisogna anche dare spazio. E che sta l'augurio che lui al fa? Augurio, sì. Non è strade, non è vie. Grazie Don Ivo. Mandi, ciao.